Buonasera a tutti ragazzi, quindi perdiamo un po' di tempo, quindi vediamo chi si connette. Quindi l'aggiornamento Covid l'ho fatto già, ho visto che ci stavano poche persone, quindi ho detto vabbè dopo faccio un altro video, quindi dopo cercando l'UFO, quindi dopo man mano così si connettano più persone e posso rispondere. Anche se l'inquadratura rimane così, magari becco un UFO, che ne so, pure se non si connette nessuno, però l'inquadratura ci sta, diciamo. Quindi male che va registro qualche cosa di insolito. No, ci sto, ci sto. Stavo scrivendo da computer, ho detto se non si connette nessuno, scrivo, quindi ho scritto. Diciamo che partecipo pure io alla chat con l'altro cellulare o col computer. Sì, perché prima ho fatto il video per l'aggiornamento a Covid, stavano poche persone. Ho fatto l'informazione e ho terminato subito, quindi è durato 5-6 minuti. Quindi ho visto che non stava nessuno, ho detto vabbè. Allora ho detto semmai dopo attacco il cellulare a guardare qualche cosa di UFO. Poi se si connette qualcuno ci parlo oppure no. Quindi perciò stavo vicino al computer, che così posso scrivere pure io. Poi se compare qualcuno ho detto parla a voce. Sì, sì. Sì, ma ho scritto perché stavo vicino al computer, poi ho detto aspetto che entra qualcuno e poi parlo. Quindi serata un po' nuvolosa, però domani porta pioggia così così. Speriamo di no. A mare si vede una nave, eccola qua. Oh, una nave molto grande. Sta nel roof, Marco, vedi a mare. A finale stelle e quelle cose strane non ce ne stanno più. L'UFO sono tutti scomparsi. Stava qui l'altra volta, vedi? Non ci sta più. Bah, qualche stella, eccola qua.
nuvole e poi sta il mare. Quindi nulla, UFO zero ragazzi. Vedi, l'UFO, abbiamo perso. Sì, sì. A mare, Marco, stanno a mare. Sta una nave grande blu. La vedi da qua, guarda. Ciao Eufrasia, buonasera. Eccola lì la nave, vedi? È blu piccolina. Vabbè, è grossa al finale, da qui pare piccola, però è grossa. Quindi diciamo che non è tanto stellato il cielo, sta solo una stella al finale. Stanno a mare, ma è fatto notte lì o no? Oppure è ancora giorno da te? Mi sto preoccupando che solo qua è notte sempre. Al finale, secondo me, il nostro amico Francesco sta lavorando. Ieri mi ha scritto Giuseppe, stavo stanco, sono tornato distrutto stamattina e mi sono accasciato. Quindi secondo me Francesco ha ripreso a fare il aiuto cuoco, lui fa i primi piatti in effetti. Quindi però ragazzi la verità non è che fa freddo comunque qua fuori, eh. Sì, sì, grazie, l'ha detto, era stanchissimo, ha fatto la doccia, ha mangiato e è andato a dormire. Quindi stamattina me l'ha scritto su WhatsApp, dice Giuseppe stavo stanco, dice l'importante è che lavori. Con sti tempi che corrono qua. Ma che è un casino, per il mestiere che faccio io è ancora più un casino, eh. Io la foto che ho messo su Facebook stamattina, quello è di tanti anni fa, quello era un ricordo, era. Ciao Amelia, buonasera. Quindi diciamo che quello era un ricordo. Quindi al finale, ecco perché ho messo quel ricordo. Quello era uno stand che ho fatto a Salerno. Quella era 4 anni fa, era. Quello era lo stand della porchetta, era. Quello ogni giorno esce un ricordo di Facebook, ogni giorno. Stamattina quello della porchetta è uscito. Alfonso pure non c'è, che sta lavorando a Lecco, quindi è un casino proprio. Stanno tutti lavorando adesso, quindi stanno tutti impegnatissimi. Di UFO, niente ragazzi. Sì, sì, lavorano tutte e due, credo, eh. No, sono due stelle. Ho detto pensavano a un UFO, invece no. Qua ragazzi, la nave si vede blu. Pare un UFO, Marco. Può darsi che Alfonso entra quando sta terminando, anche se non credo. Francesco no, se no già stava.
in linea, ogni tanto la linea piglia proprio scivolate. Qua ci sono la luce che si accende e si spegne, dei lampioni esorcisto pure io qua. No, no, 202, in effetti non tanti contagi, no. 99 sono stati in Lombardia, come solito. Poi Emilia-Romagna, Piemonte, Lazio e diciamo e Veneto. Queste sono le regioni dove stanno più contagiati. Poi la maggior parte stanno a zero, chi sta a 1, 2, però la maggior parte è sempre le stesse regioni. Allora, eccolo qua. Sì, 202 contagiati e 71 morti. Quindi, allora, Calabria, ma te lo dico, mi pare di sì comunque. Calabria nessun nuovo caso per il quinto giorno consecutivo, no. In effetti le regioni sono queste qua, sono Lombardia 99, Emilia e Romagna 24, Piemonte 26, Liguria 20, Lazio 18. Poi 1, 2, 1, 2, 0, queste tutte le altre regioni. Diciamo che solo la Toscana ne ha 3, poi gli altri 1, 2. In Campania ad esempio 1, in Toscana 3, Sicilia 1. Quindi sì, sì. Non ci secondo me c'è, però non se ne parla perché al finale vedi sono pochi. Quindi non è che ci stanno tutti sti contagiati al finale nel Lazio. Però il focolaio c'è, però non è che poi ne escono tanti al finale. Al finale nel Lazio non è che ci stanno tutti sti contagiati. Allora, Lazio 18 in effetti, quindi non è che ci sta tutti sti contagiati come parlano tutti quanti, ci sta un focolaio, però poi al finale ce ne stanno pochi, 18, 23, questi sono negli ultimi giorni. Però, ripeto, i tamponi non ne stanno facendo molti, quindi può essere anche questo, eh. Non stanno facendo i tamponi a tappeto come le prime volte, diciamo i primi giorni, forse diciamo i primi mesi. Perché lo dicono pure, non è che ci stanno tutti. Ma non lo so, eh. Ah, ma sicuramente già immagino chi sia. Non lo so, comunque non è un mio iscritto, quindi non lo conosco. Perché ripeto, ho tutto che sono 79.000 e qualche cosa, li so uno per uno. Quindi questo è un nome nuovo, non lo so. Sì, sì, è la signora. Meno male, secondo me la cosa domani mi vado a fare la scheda nuova, perlomeno ho finito che mi disturba sul cellulare. Domani mattina direzione fare scheda nuova. Già che ho problemi con la team approfitto e cambio pure numero. Così faccio utile e dilettevole. Così domani mattina subito faccio una bella scheda nuova, un nuovo numero.
e buonanotte. Lo diamo veramente a chi conosco e a nessuno più. Vabbè che WhatsApp al finale... sì, sì, domani cambio numero. Hai avuto questo problema con la team, te l'ho detto prima, no? Allora approfitto e cambio proprio il numero. Sì, sì, cambio numero. In effetti ho problemi con la team che non so, il numero non riesco a chiamare, a ricevere. E quindi già che mi trovo, già che mi trovo, cambio pure numero e va. Tanto la team mi sta portando solo problemi. Allora è meglio cambiare proprio. Buonanotte. Ogni volta il numero qua, là. Ma non andiamo a letto. Quindi preferisco mettere un nuovo numero. Così facciamo molto molto prima. A chi è Marco? A quel Gianni là, chi è? Sì, sì, l'ho sospesa io, sì. Non lo so, non mi piace sta cosa, Cristi, sinceramente. Troppa insistenza, troppa... non mi piace. Io ho 3 Amelie da Pano bloccate. Questo è il quarto account che potrebbe essere anche falso. Io oramai non... fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Non so perché se tu mandi un messaggio automaticamente gli dai il tuo numero, quindi automaticamente ti può beccare. Quindi non lo so, a me non mi piace. Poi pure questa insistenza, mandami un messaggio. Mi ricorda una signora molto famosa. Quindi, secondo me, per adesso l'ho sospesa, la prossima volta la blocco. Tanto, pure se sbaglio che veramente qualcuno non fa nulla, come si dice, prevenire qua è meglio che curare. Se ne perdo uno, non fa niente, ne ho persi tanto, ma ne perdo uno, un altro non cambia. Però non so, questa insistenza non lo so. Vuole che gli mandi un messaggio, ma perché? Non mi piace, che devo dire? Mi ricorda le famose parole di Nalt.
No, ma poi io ho controllato, ragazzi, io ne ho tre bloccati uguali, eh. Io ne ho tre scritti uguali, con lo stesso nome e cognome. E li ho bloccati tutti e tre. Meglio così, non diamo retta. No, ma poi ho detto, vabbè, mandami un messaggio, vabbè, non andare con fretta. Cioè, mi ricordo, chi scriveva così era solo uno, la famosa signora. Può darsi che mi sbaglio, per l'amor di Dio, però la sensazione è quella lì. Poi posso sbagliare pure io, lo ripeto. No, che poi la cosa principale è che ultimamente, diciamo, ha attaccato proprio a Marco e Cristina, quindi mo sta signora vuole parlare solo con Marco e Cristina. Cioè è una cosa poco strana, troppo, mi pare una coincidenza, non lo so. La signora ultimamente è attaccata a tutte e due, poi non li ha attaccati più. Poi esce questa signora che Cristina ha detto, vedi che siamo un gruppo, però vuole parlare solo con Cristina e Marco. Mi pare un po' strana sta cosa, che ne so. Ma no, io ne ho già tre in effetti di quel nome bloccato, quindi questo sarebbe il quarto. Ma adesso non l'ho bloccato, l'ho messo solo sospeso. Tra 3 minuti sta di nuovo in linea. Quello mi pare che dura 300 secondi. Pare 5 minuti, 300 secondi pare che sta bloccata, sì. Infatti non ho bloccato proprio la persona. Sì, sì, assomiglia molto a una persona che conosco bene, quindi non lo so. Gli appelle. Oramai forse perché sono 2 anni che andiamo avanti, quindi so quando ragiona calma come adesso. Guarda, signora Amelia, a noi diciamo, lo diciamo francamente, no? Io personalmente non ho peli sulla lingua. Ultimamente sono stati attaccati Marco e Cristina dalla famosa signora. Mo' io ho controllato sulla mia account, ci sono tre Amelia Lappano bloccate da me. Però, sinceramente, chiunque viene sul canale mio, no? Penso che viene per seguire me, non Marco e Cristina. Quindi, in automatico, dire ieri sera voglio parlare solo con Cristina e Marco, a me puzza un poco. Cioè, chi viene sul mio canale non viene per conoscere Marco o Cristina, oppure Eufrasia, oppure un'altra persona. Cioè, questo voglio farvi capire. In effetti, chi viene sul mio canale, almeno credo che venga per me, ma non per me, per i miei argomenti. Quindi è strano che una persona dica voglio conoscere Martina. Sono stati attaccati ultimamente dalla famosa signora. Quindi, siccome la signora è famosa per avere copiare gli account, possiamo anche dedurre che questo account non sia vero e che abbia usato un altro nome, un numero diverso di cellulare. Non ci vuole nulla avere due telefoni, ce li ho pure io, due o tre telefoni. Quindi diciamo che, ma io ho capito, però è strano che una persona, ti faccio un esempio, no? Diciamo, sono state chiamate, siamo su WhatsApp, hanno detto, mica hanno detto con questo sì e con quello no, sono venute e basta, non è che dicono allora no, io voglio parlare solo con Marco o con Cristina, no.
Se uno accetta, accetta tutti, se no, no, e basta. Questo è il discorso. Cioè, abbiamo fatto questo gruppo, non è che puoi scartare a me o alla signora Eufrasi oppure a diciamo a Grazia e il resto. Cioè, devi accettare un po' a tutti. Non è che puoi venire e dire no, però voglio parlare solo con te. Cioè, Cristina ha detto siamo un gruppo, quindi ha sottolineato. Quindi l'ha scritta proprio Cristina, ha detto siamo un gruppo, quindi siamo un gruppo significa siamo, non è solo Marco e Cristina. Non puoi dire no, io voglio parlare solo con te, è un'offesa che comunque fai alle altre persone. Vabbè, ma io non ho nulla, allora, io non ho nulla, ripeto, io non, però io ho detto a Cristina sinceramente, vedi bene, quindi deve vedere bene, quindi io non dico a Cristina di deve farlo oppure no, ma di aprire gli occhi perché la signora è capace di avere un altro numero, ma no, per darsi pure che stiamo sbagliando tutti, a me, lo ripeto, però io sono andato a controllare e ho trovato che ho bloccate 3 Amelia Lappano, quindi sono andato dove ho tutti i contatti bloccati e ci sono 3 uguali col nome e cognome che io ho bloccato, che erano la signora, quindi posso pure pensare che questo sia il quarto. O come può darsi pure che sto pigliando proprio fiaschi per fischi. Però è strano che sta cosa qua. Quindi diciamo che non ti ha mandato il messaggio perché bisogna che dobbiamo fare attenzione al massimo. Perché dopo, diciamo, se fosse la signora avrebbe i numeri di Marco e di Cristina. Quindi diciamo sarebbe un casino per loro. Già a me mi martella dalla mattina alla sera. Quindi fortunatamente ho cambiato numero e quindi non lo fa più. Però dopo Marco e Cristina dovrebbero cambiare pure il loro numero. Quindi fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Dato che ne sono già vittima io, alla fine ho dovuto cambiare numero, però non fa nulla. Perciò ho detto se risponde deve fare massima attenzione. Diciamo che si sta pendendo, diciamo, agli artigli, come dico io, vicino al muro, però non riesce a trovare equilibrio, quindi preferisco aver sbagliato forse, però non mi piace, non ditemi nulla, ma qualcosa non andava bene. Perché poi hai visto adesso sta dicendo va bene, non fa nulla, qua, là. Se era una persona normale diceva ma come vi permettete? Invece no, lei è stata troppo gentile, quindi no. Se era una persona normale diceva come vi permettete. Invece lei ha semplicemente annuito, vabbè non lo facciamo. Proprio per paura di, non di essere bloccata, quindi è così, fidatevi. Dopo, se qua aveva il numero vostro, è una festa. Pure se la bloccavate sul vostro cellulare, vi martellerebbe dalla mattina alla sera con i messaggi sul cellulare normale. Quindi sarebbe un casino a finale, ragazzi. Lo so perché l'ho fatto prima io. Quindi, se la bloccate a livello di telefono, lei vi manda i messaggi con la coppia sul cellulare. Oppure, se la bloccate pure lì, vi arrivano i messaggi sulla segreteria. Quindi, vi arriveranno sempre a finale. Quindi è meglio non rischiare e pigliare le precauzioni. Tanto già 3 ce ne stavano di Amelia Lappano, quindi se fosse la quarta. No, no, se non hai mandato il messaggio non sai il tuo numero, no? Meglio così.
Meglio non rischiare proprio. Perché può darsi pure che abbiamo sbagliato, però può darsi pure che abbiamo indovinato, eh. Perché troppo questa insistenza, non mi ricorda una persona questa insistenza. Diciamo solo una persona faceva così. Che vabbè, subito botta e risposta, botta e risposta, botta e risposta. Vabbè ragazzi, dai, vi auguro buona serata a tutti, buonanotte a tutti. Ci aggiorniamo a domani. Quindi stasera niente UFO, niente Alfonso, niente Francesco. Vabbè, stanno lavorando al finale, quindi buon per loro. Quindi ragazzi, ci sentiamo domani. Notte a tutti. Ciao tutti ragazzi. Ciao, grazie, ciao Efrasa, ciao Marco, ciao Cristina.